la mamma è la vecchia Concetta, sorella di mamma o papà. Ho una cugina graziosa maschietta che quasi impazzire mi fa. Conosci mia cugina, che tipo originale. Rallenta. Moderna, sai carina. Ecco, fermati qua, siamo arrivati. Non puoi trovarle uguale. Le balle boogie boogie. La casa è là, dietro quegli alberi. Se passiamo attraverso i campi facciamo prima. E ci riempiamo i piedi di merda. No, dai, andiamo per la strada, così almeno camminando ci scaldiamo un po'. Tanto che fretta c'è. Nessuna fretta. Come vuoi. Enrico, visto che aspetti in macchina, potresti darmi il tuo giubbotto di pelle? Adesso non sono più il maresciallo dell'aria, Umberto Nobile. Guarda come se la prende. Certo che sei nobile. Dai, dammi la giacca, non fare lo stronzo. No, Perché? perché venga anch'io. No, tu resti qua. Ma scusa, non ce la rubano mica, no? E guarda, non c'è nessuno. Oh! Andiamo, mi sto morendo di freddo! Ma viene anche lui? Sì. Porta almeno lo zaino. Hai visto mia cugina? È un tipo originale. Dai, Franco, no! Dai. Signora? Signora, mi riconosce? Quello di domenica scorsa. Non è mica dell'altro latte da vendermi? Men va a vedere qual fly è. Grazie. Che ha detto? Più o meno che va a vedere quanto latte ha. E come hai fatto a capire? Ma come cazzo parlano qua? Enrico, seguila un po'. Vai a vedere dove va. Franco, appena spariscono dietro l'angolo andiamo. Vai. Franco, svegliati un po', eh? Umberto, sulla porta. Enrico! Enrico! Franco, di qua! Enrico, di qua! Allora, Scro, vuoi ammazzare? Era meglio che ti davi 6 mesi di carena, no? T'ha fatto male? Non ho fatto un cazzo! Signora, non è successo niente! E poi spiegatevi, no, cazzo! Alzati, Scro, che ci andiamo a fare un giretto! Alzati, porco! Figli di puttana! Alzati! E tu devi dare una mano, no, cazzo! Ma tu sei matto. Oh. E potevi stroncarmi una mano. Via, Enrico, via! Allora ci speravo io col mitra.
Comandante Giulio? Apri sempre le porte a calci. Solo per farti vedere che sono ancora in esercizio, comandante. Allora? Dove mi siedo? Sul letto, se non ti fa schifo. Chiudi la porta. Come hai fatto a trovarmi? Sono stato al CLN e mi hanno detto che insegna alle elementari. Poi sono stato a scuola, mi sono fatto dare questo indirizzo ed eccomi qua. Allora, Umberto, come te la passi? E l'università? L'ho mollata. Ti ricordi di Zapponi? Quell'infame che dava le lauree alle brigate nere. Beh, l'ho buttato fuori a calci. Quello si ripresenta il giorno dopo con i carabinieri dicendo non solo che l'avevo piccato, ma che gli avevo ficcato una pistola in bocca. E non era vero? Verissimo. Gli è andata bene che non ce l'avevo con me, se no gliela scaricavo addosso, gliela scaricavo. Poi mi hanno chiamato a partito per dirmi che il mio comportamento è immaturo. A quel punto le mani tutti a fare in culo non mi hanno più rivisto neanche lì. Non lo sapevi? Sì, ho sentito qualcosa. Ti avevano detto che sono diventato pazzo. Più o meno. E tu? Come te la passi? Signor maestro? Tu come mi trovi? Oh, ma te la curi la colite? No. E lo credo che non ti passa la colite, comandante. Se continui a girare con questo chilo di ferro nella cinta dei pantaloni. Abbassa il cuscino. Entri pure, signora. Lo zucchero c'è già, signor Giulio. Quanto a lei, giovanotto, guardi che io le porte le pago, sa? Se Dio vuole è finito il tempo delle porte buttate giù a calci. Mi scusi, signora, ha ragione, sono stato maleducato. Scusi. E meno male che se n'è accorto. Secondo te, comandante, è davvero finito il tempo delle porte buttate giù a calci? Non lo so, dimmelo tu, è finito? L'hai sentita questa storia dell'amnistia dei fascisti? Sì. Meglio non parlarne, eh? E comunque, sai, Sgro? Sgro, quello che si divertiva a torturare i compagni. Beh, ecco, a quello l'amnistia non interessa più. Ah, no? È morto. Sembra che gli abbiano sparato in testa. Ma guarda. E tu lo sai cosa è successo in Lunigiana? Eh? Non lo sai? Beh, te lo racconto io. Dei partigiani di lì si erano dimenticati che la guerra era finita e hanno ammazzato dei fascisti come Sgro. Beh, i carabinieri li hanno arrestati. Pare si faranno più galera di Silvio Pellico. Parliamoci chiaro, Umberto. I carabinieri non sono i tedeschi. Questa non è la Repubblica di Salò, quelli non se ne vanno. Non li cacci via. Non sono un orrore passeggero. E a te sta bene tutto questo? Ti stanno bene i carabinieri? Gli americani? Ti stanno bene le spie? Ti stanno bene i fascisti? Che se ne tornano in giro liberi al loro posto? Cos'è? Abbiamo fatto tutto questo casino per gioco? Uno scherzo? Ma lo sai che ti sei sistemato mica male in questa pensione? C'è pieno di bagasci. Le ho viste, alcune sono anche carine. Lì, ma tu non ci combini niente. Mi ci manca pure lo scolo. E che madonna, comandante, un po' di allegria. Lo sai che Franco ha ricominciato a combattere? Sì. Sì, fai welter ora. E non è niente male. Domani è un incontro a Sestri. Perché non ci vieni anche tu? Anche Enrico. Enrico muore dalla voglia di vederti. Allora?
Siete rimasti tutti in contatto, eh? Passiamo domani sera alle 8. E vestiti bene perché poi si va a Troie. Dite a Franco che se perde l'ammazzo. Franco non perde. Ah, comandante. L'hai capito che non c'è solo Franco che ha ricominciato a combattere. Aden, Giulio! Aden, a vendere le armi ai neri! Aden! Domani sera alle 8 allora! Oh Giulio, un momento, vai. Giulio, è un po' che non ti fai vedere, eh? Come mai? Vieni un attimo, ti devo parlare. Bava, sul biglietto c'era scritto alle 3. Lo so, scusa, in fabbrica. Allora come va? Bene, grazie. Sei sicuro? No, perché non ti abbiamo più visto, né qui né al comitato. E che ci vengo a fare al comitato? Le assemblee con i monarchici? Con i badogliani, eh? Almeno in sezione potevi passare, dai. A fare cosa? Compagni come me non vi servono più. Ti sbagli, Giulio, compagni come te servono sempre al partito. Specialmente ora. Abbiamo dei problemi, Giulio, ci servirebbe una mano. Tipo? Hanno ammazzato un fascista, vicino a Dovada. Sgro. Te lo ricordi, Sgro, eh? E allora? C'è un'inchiesta dei carabinieri che si sono arrivati qui a Genova. E come mai a Genova? Perché a Dovada hanno visto la macchina di quelli che l'hanno ammazzato. Era targata a Genova. E poi perché Sgro lavorava qui con la SS alla casa dello studente. Scusa, io che c'entro? C'entri, Giulio, c'entri. Il compito di eliminare Sgro durante l'occupazione era affidato alla 18ª GAP, il tuo gruppo. Vuoi sapere se l'ho ammazzato io? No, non l'ho ammazzato. Lo sappiamo che non l'hai ammazzato te. Del tuo gruppo. Hai più visto nessuno? Sì. Guarda, Bava, che mi hai rotto le palle con quest'aria da poliziotto, capito? Sgro era un torturatore e non c'era nessuno peggio di lui al mondo, capito? Lascia che se ne occupino i carabinieri, no? No, ti sbagli. Noi ce ne dobbiamo occupare. Noi dobbiamo difendere la credibilità del partito. Ed è proprio in questo, che la pensiamo diversamente, io e il partito. La credibilità si perde lasciando in giro persone come Sgro, lasciando che i repubblichini vengano riassunti nella pubblica amministrazione, mentre i nostri compagni non sanno dove sbattere la testa quando non vengono buttati in galera, senza contare i morti poi. Appunto! Ma ti rendi conto che qui ci stiamo giocando tutto? Se non li fermiamo noi, questi esaltati, ci penserà la polizia e non si fermeranno soltanto a loro. C'è il rischio di farci trascinare. La linea del partito è chiara. Quelli devono capire che la guerra è finita una volta per tutte, con le buone e con le cattive. Quell'Umberto Capurro, per esempio, era della tua brigata, no? Ecco. Quello è un anarchico, quello è un delinquente. Ma se n'è andato dal partito. Non basta, Giulio, non basta, devono smetterla! Vedi di rintracciarli e di farli ragionare. Sai dove trovarli, no? Sì. Forse sì. Ah, Giulio. Sai che ti daranno la medaglia per la resistenza? Ecco. Quella ve la potete anche ficcare nel culo. Ti saluto, Bava.
ecco, così, vai. Rallenta un po'. Signor Giulio, mi apra per favore. Mi apra, signor Giulio. Un momento, arrivo. Oh, signor Giulio, la prego mi aiuti. C'è una ragazza che sta male. Venga. Mamma mia, ci mancava anche questa. Venga. Dov'è questa ragazza? È giù sotto. Presto. Non l'ho mai vista come altri. È nuova. È arrivata oggi pomeriggio. Mi ha raccontato che è datilografa, invece adesso mi dice che viene da Tombolo. Capisce? Se fa male dappertutto. Suda, trema, vomita. E io che mi sono fidata. Signora, io cosa dovrei fare, scusi? Non lo so. Lei ha fatto la guerra. Ne ho viste tante. Sì, vabbè, adesso mi lasci vedere, Signorina. Al medico. No. Che cos'ha? Cosa mi sente? Ad un soldato americano, per favore. Ecco, da un'ora non fa che dire così. E vomitare dappertutto. Signora, io non so cosa farci. Bisognerà portarla in ospedale. In ospedale. Oh! Minorenne. No, all'ospedale no, per favore. Ma cos'ha sulle braccia? L'hanno picchiata. Ha chiamato il soldato americano. E allora? E allora niente, signora. È tutto come prima. Chiamate gli americani! Aspetta, signora. Io ho un amico medico, vado a cercarlo, va bene? Lo trova a quest'ora di notte? Speriamo. Lei stia con la signorina. Giulio, sei impazzito, sei. Mi viene a svegliare a quest'ora di notte. Non ti accorgi neanche che ho fatto mettere il campanello. Porca puttana, volevi buttare giù la porta. Io non so neanche se dormo o se sono sveglio. Ho pensato che non fosse finita la guerra. Dico, sono i tedeschi, sono. Mi sono cagato addosso, Scusami, Nicola. Ma che scusa, vaffanculo. Fatti guardare. Sei proprio uno stronzo. Non ti sei fatto più vedere dal giorno della liberazione. Ho pensato che ti avessero ammazzato. Senti, Nicola, alla mia pensione c'è una ragazza che sta molto male e non vuole andare in ospedale. A quest'ora? Ma che ore sono? Ma io ci sono, io mi sveglio alle 6 la mattina, sai? No, senti, io non ci vengo, mi dispiace, ma... Dov'è questa pensione? In via Balbi. Ma come ci arriviamo a quest'ora? Un taxi qui sotto che ci sta aspettando. Fammi vestire, va. Cos'ha questa tipa qui? Cos'è, un aborto? No, non credo. Giulio, non mi fare incazzare del tutto. Dimmi almeno cosa ha per sapere cosa devo portare dietro. Hai della morfina in casa? Tombolo. Coi negri. Che poi sono cristiani come noi, per l'amor di Dio. Ma quelli sono delinquenti, Disertori, no? No? Ehi, signor Giulio? Sì.
Sì, credo di sì. No, sto a posto, la ragazza dorme, quindi mi raccomando non disturbatela. Giulia, mi accompagni alla stazione a prendere un taxi? Certo. Un momento, signori. Tranquillizzatevi, no? Mi dica lei qualcosa, no? Non ci sono problemi, la ragazza non ha nulla, quindi non c'è da preoccuparsi. Arrivederci. Quando se ne potrà andare? Non lo so, signora, dipende. Ha solo bisogno di riposare. Quanto le devo, signor dottore? Niente, non si preoccupi. È veramente tanto gentile, troppo gentile, veramente la ringrazio, dottore. Prego, Perché di notte... Arrivederci, Giulia, andiamo. Grazie, guarda, buonanotte. Mi reggo in piedi dal sonno. Quello che mi fa incazzare è che mi chiamate solo quando c'è bisogno di un medico d'urgenza. Hai ragione, Nico. Io so che hai ragione. Comunque, vuoi sapere cos'ha la tua protetta? Ma quale protetta? Io non so nemmeno come si chiama. Si chiama Evelina Alberti, ha 21 anni e viene da Milano. Te l'ha detto lei? No, però appena si è addormentato ho guardato dentro la borsetta. Bravo. Vabbè, la curiosità. Comunque avevi ragione tu. Il vizio l'ha preso da un soldato americano senza neanche rendersene conto. Erano 2 giorni che non prendeva quella roba. Infatti ha visto come era ridotta. Le ho dato del fiale, si è calmata. Per il resto è sana, insomma, non ha malattie venere. Ma tu che visita le hai fatto? Visita accurata, caro mio. È una bella ragazza, c'ha 2 tette. Ma guarda che fai proprio schifo, sai? Sei un necrofilo. Ma che necrofilo? In 3 anni che sono stato con voi non ho visto una donna. Altro che curare i partigiani. Guarda, se non era per rispetto tuo, me la facevo lì per lì addormentata con la fame che ho. Senti, secondo te cosa può fare adesso? Sembra messa male. Bisogna ricoverarlo in clinica oppure da me in ospedale, ma bisogna sbrigarsi perché tra morfina, marchette si fa alla svelta, insomma, a finire male. Chi te l'ha detto che fa marchette? Fa marchette, fidati. Allora, grande esterminatore fascistes, siamo arrivati e me ne vado a casa. Queste sono 2 fiale di morfina, le dai all'angioletto per domani. Sai che me la date? Umberto. Ah, commercio in farmaceo, dice adesso. Fa la borsa nera. Si è fatto furbo lui. Mi raccomando, non mi chiamare più solamente quando non ne puoi fare a meno. Buonanotte, Nicola. Buonanotte, buongiorno, ormai. Grazie. All'ospedale Duchessa di Galliera, per cortesia. Silenzio ragazzi! Piano, 2 per fila per 2. State un po' zitti. Sai come si chiama questo? Grillo. No, quello è il suo nome volgare. Questo si chiama Grillus campestris, in latino. Vai in classe. Bambini, in classe, va? Ma si può sapere dove sei stato? Lo sai quanto tempo ci hai messo? E mi dai la macchina, facevo prima. Mandami fuori qualcuno che portiamo dentro la carta. Lascia stare, lo farai dopo. Vieni che c'è uno che ti vuole parlare. Michele, porta un po' dentro la carta che è arrivata. Enrico, quella persona è di là. Sì. Che piacere. È una vita che non la vedo. Dal 25 aprile. Già. In che cosa posso essere utile? Un biglietto. Da visita? Ne abbiamo di tutti i tipi e per il prezzo non si preoccupi. Aspetti, E Michele, il campionario. Basta un biglietto, un pezzo di carta. E Michele, il campionario. Enrico,
Campionario. Tienilo te. E finisci di liberarmi il triciclo. Papà, torno subito, Andiamo. Visto, signor Giulio? Cosa? Non indovina di chi è questo bagaglio? No. Faccia un piccolo sforzo. Signora, sono negato per gli indovinelli. La milanesina se ne va. Aria. La mia è una pensione modesta, ma pulita. Chi sarebbe la milanesina? Una ragazza che lei ha aiutato la notte scorsa. Già. Scusi, sono molto stanco. Senta, signor Giulio, quella è di là che la sta aspettando per ringraziarla, ma se lei non vuole vederla, posso dirglielo io. No, va bene. Non sono poi così stanco. Buongiorno. Oh. Scusi, l'ho spaventato. No, stavo solo pensando. Sono Giulio Barbieri. Evelina Alberti. Si sente meglio? Sì, molto meglio, grazie. Che è rimasta per ringraziarmi? Sì, no. Ed è tanto che è qui. No, non molto. Ecco, io volevo chiederle quanto le devo per il medico. No, nulla. Il dottore è un amico. Mi ha lasciato qualcosa per lei, se ha la pazienza di aspettarmi. Devo andare in stanza. Sì, non ho fretta. Ecco, il mio amico mi ha lasciato questo. Io la ringrazio ancora. Ora devo andare. Arrivederci. Ma non si sente bene? Sì. Scusa. Ma lasci stare le scuse. Dove vuole andare in questo stato? Cercare un'altra pensione. Perché non può stare qui? No, la signora mi ha cacciato, mi ha detto delle cose. Con la vecchia bagascia. Mi scusi, facciamo così. Con la signora ci parlo io. La smetta di piangere. Non piango. Mi aspetti qui, eh? Signora, vorrei le chiavi di una stanza per la signorina. Tu! Neanche più l'idea. Quella pensione è tutta piena, non potrai neanche volere. Ma quale tutta piena? Lo so benissimo che c'è posto. Non la voglio neanche morta! Neanche morta? Ma dove va, signor Giulio? Che cosa fa? Con le mie chiavi, lasci stare le mie chiavi, che sono sacre! Questa è una pensione seria, anche se non le sembra! Tutto risolto. Stanza 25 sul mio stesso piano. È contenta? Grazie. Basta con queste lacrime. Non ho nemmeno un fazzoletto pulito. Va un po' meglio? Sì. Va bene. Mi scusi, non sono fatti miei. Ma lei cosa è venuta a fare qui, Genova? Beh, avevo ancora una zia qui, ma non la vedo dal 42. Oggi sono stata al suo indirizzo, ma il palazzo è crollato sotto i bombardamenti. Beh, sarà sfollata da qualche parte. Se mi lascia il nome, forse posso fare qualcosa. Ma io non voglio che lei si prenda troppo disturbo. No, nessun disturbo. Ha da scrivere.
benissimo. Appena so qualcosa l'avviso. Io la ringrazio, è molto gentile. No, la smetta di ringraziarmi. E non si disperi. È solo malata. C'è un mucchio di gente che sta peggio di lei. E magari le disgrazie non se le sono andate a cercare. Comunque, il medico di ieri notte è disposto a ricoverarla in ospedale. Ci pensi su e mi faccia sapere. Ce n'è per tutti, calma, calma, con calma. Soldi alla mano, soldi alla mano. Latte non ce n'è latte, dai 2 scatolette, 2 scatolette. Caffè non c'è domani. Tu vattene che sei un bastardo, non ti do niente, vai via. Non c'è. Come la che fai? Ho detto di andartene. Vuoi andartene o no? Oh! Ne vuoi andare o no? Vattene via, vai via. No, fate meglio. Berto! Berto! Ciao Enrico, come va? Ci fai qui? Anderson. Complimenti. Fatti vedere. Meglio? Pronto per la serata? Sì. Enrico lì che ci aspetti in macchina. Ma che eleganza, eh? Sono sempre stato elegante. Che in tempo di guerra mi mancavano i soldi. E ora invece? Non mi posso lamentare. Già. Prende bene la borsatina, eh? Abbastanza. Comandante? Enrico, come stai? Ciao Giulio. Terzo incontro della serata, Messi Walker. Alla mia sinistra, Franco Bernardini. Alla mia destra, Otello Lercari. Franco, non sei un pugile. Sei il killer del ring. Fatti passare. Sì. Hai visto che ti abbiamo portato? Il comandante in persona. Ciao. Bravo. Come stai? Copri che prendi freddo, campione. Comandante, senti, mi sa che se la sono presa là fuori, eh? Mi sa proprio di sì. E lo credo, gli hai distrutto l'idolo, gli hai distrutto. Non è per dire, ma mi sa che quelli ci aspettano fuori dal vero,
Comunque, Franco, non abbiamo scommesso su di te, eh? Abbiamo scommesso sull'altro. Ah no? E c'è la guardia bassa. E comunque anche tu non è che sei molto alto, Beh, che cazzo vuoi? Sono venuto a prendermi il bacio che ci hai promesso. E volete che vi baci tutti? Sì, tutti. Ma non sono mica una bagascia come vostra madre. Occhio la bomba! Attenzione che scoppia! Vieni, bastardo! Diavolo! Via, via! Forza! Attenzione compiuta, andiamo! Ma brutto stronzo. Come faccio io adesso che ci devo ancora combattere a Sestri, ci devo? Ma tu non ci combatti più a Sestri, Franco. Noi ti portiamo al Madison Square Garden contro Joe Louis. Contro Joe Louis. Trucchiamo un po' l'incontro, ma diventiamo tutti ricchi, fidati. Sì. Vedi, bravo. E se ferivi qualcuno? No, dico a questo ci hai pensato, eh? Brutto incosciente. Ah, quante sto. Era una bombetta, Cazzo, che ridi? Vabbè, Rico, apposta. Mi si è seccata la lingua a furia di parlare. Parlavate di più quando avevamo i fascisti al culo. Ecco, appunto, vaffanculo. Ma vaffanculo te. Ma ricominciamo. Certo. Ma dove va? Sorpresa per tutti e due. E stappane un po' che festeggiamo, ed è solo l'inizio, Brutto. È francese questo. E basta parlare della bomba, Pensate piuttosto se Franco perdeva che mi toccava tirarla sul ring. Capacissimo di farlo. Capacissimo. Ma hai bagnato tutto, e che cazzo? Scusa. Ma macchia? Certo che macchia. Ma che macchia? Ti dico così. Se ti macchia lo champagne con quello che costa. Di la verità, comandante. Dammi il cappello. L'hai mai bevuto lo champagne francese? No. No, mi pare di no, mi pare. A proposito, Umberto, spiegatemi un po' questa storia della borsa nera. Oh! Chi c'ha il cappello qui? Ma lascia perdere il cappello adesso. Ma lo voglio in testa il cappello. No. Giulio. Datemi il cappello. Mi spiegate un attimo cos'è questa storia della borsa nera, cazzo! Oh, guarda, la storia della borsa nera è semplice, Giulio. Alla fine della guerra ci siamo trovati tutti e tre senza arte né parte. Beh, abbiamo deciso di metterci in affari. Adesso abbiamo anche un magazzino dietro l'Annunziata. Magari dopo mangiato ci facciamo il salto. Dai, che ne dici? Te dico? Dico che mi sembra una cosa da gangster. Capisci in cosa abbiamo sbagliato, comandante? Guardati in giro. A prendercela solo contro fascisti e tedeschi. Mentre abbiamo lasciato stare bottegai e strozzini che si arricchivano con il sangue della povera gente. Abbiamo lasciato stare gli industriali che avevano tenuto in piedi 20 anni di regime, capisci? Ma non dico che dovevamo farli fuori, no, troppo comodo. Dovevamo fargli pagare la protezione con le armi in pugno come Al Capone, mandarli a battere le figlie. Tanto banditi ci avete sempre chiamato banditi, no? Allora eccoli qua i banditi. Facciamo i banditi davvero che almeno ci divertiamo di Senti, più. tu hai bevuto troppo, per favore, eh? Ti vuoi mettere sempre tu? Non si capisce di cosa parli. Come gliel'avresti spiegato, eh? Che tu combattevi per la liberazione. Dimmi! Che ne so io?
Compito della propaganda che ci stanno a fare, se no. E poi guerra di liberazione da chi? Da chi, Giulio? Dai fascisti? No, perché se era solo dai fascisti che dovevamo liberarci un po' poco, no? Zitto! Non smetteremo di bere proprio adesso, no? Franco ha vinto, è un campione, no? Franco! Forza, Franco, vai! Forza, vinto! Dai. Borghese. E questo, comandante, è il tesoro della Umberto Frank e da Enrico Company. Pensate se arrivano i carabinieri proprio adesso. Bruzzi come siamo, al massimo possiamo pisciargli addosso mezzo litro di champagne. Apri. Morendo di sete. Apri. Musica, musica! Eccoci qua. Frank! Enrico, spegni quella musica. Enrico! Beh, mica male, no? Bello. Giulio, che cos'hai? Cos'hai? Che cos'ho io? Ma che cos'hai tu? Ma tu cosa ti chiedi di essere, eh? Un ducetto. Perché hai sparato 4 colpi ti chiedi di poter continuare per sempre. Ma non hai capito che sono finiti i giochi. Finiti! Credi davvero di poter cambiare qualcosa nella vita miserabile di questa gente? O nella vita di quei bambini che ho a scuola? O nella vita di questi 2 stronzi che ti porti dietro? Ma perché non vuoi ammettere che la tua idea di giustizia non ha vinto? Non ha vinto, Umberto. E sai cosa ha vinto? Ha vinto un altro Stato che sta nascendo adesso! Che ce lo porteremo dietro così com'è. Chissà per quanti altri anni. Ma chi sei tu per entrare nella mia vita? Vieni dalla casa! Dove vai? Dove vai, comandante? Sei pallido come un morto. Anderson. Sì, Anderson. Te l'ho trovato, comandante. Credevi che ti fosse sfuggito per sempre. Noi te l'abbiamo trovato. Allora? Guarda che è finito, eh? Andiamo, su.
due adulti. Sì, proprio fra. Hai visto che potenza? E martedì ti porto a vedere angeli con la faccia sporca. James Cagney. Ah. Perché lo fai? Io capisco gli altri, ma tu hai la borsa nera. Il partito l'hai mollato e poi sei quello che ha fatto meno guerra di tutti noi. Giulio, la borsa nera non c'entra. E poi 12 mesi con te non sono pochi. Io adesso mi sento come se il 25 aprile mi avessero rubato il nemico. Solo questo? No. E cos'altro? Mi diverto anche a dare la caccia a questi qua. Va bene? E poi Giulio, se non puniamo quelli come Anderson, allora non c'è più giustizia. E una volta punito Anderson, cosa cambia? E tu, comandante? Giulio, perché torni con noi? Ci torno e basta. Al partito e al comitato sono molto incazzati per questa storia delle esecuzioni. Ah sì? E riguardo a Sgro, qualcuno ha già fatto il tuo nome. Sono diventato così famoso? Ma perché hanno dei sospetti? No, Umberto, hanno delle certezze. Devo avere paura? Oh, Giulio, se vuoi qualcosa non fare complimenti, eh? Tutto quello che vuoi. Mi scusi, l'ho sentita arrivare. Ancora in piedi a quest'ora? Senta, io avrei trovato quelle cose che lei mi aveva... Vieni dentro, se no sveglia tutti. Allora? Ecco, sono riuscito a rintracciare sua zia. Ah sì? Mamma mia, che velocità. È scritto su questo foglio. È sfollato in periferia. Che mal di piedi. Spenga la luce grande, per favore. Mi dà fastidio agli occhi. Poteva lasciarla a terra. Tanto ormai lo straccio. Ma non le interessa sapere dov'è sua zia? No, non me ne frega niente. Poi non ho nessuna voglia di vederla. Non mi ricordo nemmeno come è fatta. C'è altro? No. Buonanotte. Già che qui può venire a darmi una mano a sbottonarmi il vestito. Che da sola finisce che me lo strappo. Ho pensato alle parole che mi ha detto ieri. Dica pure al suo amico di non preoccuparsi per me.
ho deciso di tenermi il vizio. Bene. Allora potranno esserle utili quelle fiale che le ho portato. Sono sul comò. È un'altra premura sprecata. Ne ho la borsetta piena. Vuoi vedere? A me le danno i miei amici americani. A loro non costa nulla. Non sai che non si baciano in bocca le puttane? Basta. Stai zitta ora. Capito? Smettila. Mamma mia, quanto. Non è vero, sai che gli americani me l'hanno procurata. Non male che c'avevo ancora una fiala delle tue. Ho dovuto anche merci un po' su. Si sente che ho bevuto? Un po'. Comunque, grazie. Te la sei meritata questa chiavata gratis. Non parlarmi così. Scusami. Scusami anche per ieri, non volevo. Ma tu non parlarmi mai più così, capito? Vuoi che me ne vada? Vuoi restare sola? Tu vuoi andartene? Allora vieni. Desiderano? Anderson. Capito. Terzo piano al 9. Stammi a sentire. Devi suonare tu il campanello, capito? Ma siete matti? Mi volete rovinare? Andate via, per l'amor di Dio. Senti, devi solo accompagnarci su. Dici che ti abbiamo minacciato, poi stato e vieni con noi senza minacciare tanto, dai. Umberto! Dammi retta, è meglio. Ho capito. Torno subito. Sbrigati che è in tavola.
Il portiere, signora. Chi c'è? Chi siete voi? Chi cercate? Non lo toccare, Anderson. Non lo toccare oppure ti ammazzo qui subito. Voi non siete della polizia. No, noi non siamo della polizia, Anderson. Stai calma, Marta, non è nulla. Piuttosto prendi il bambino e portalo in camera sua. Vai dalla mamma, Massimiliano, obbedisci. Vi prego di lasciarli andare. No, nessuno si muoverà di qui. E ora è in ginocchio. Ora tutto questo a che serve? Franco, se non si inginocchia, spaccagli tutti i denti. Delinquenti, bastardi! Perquisiscilo. Stammi a sentire, stronza. Stai zitta. Tuo marito, Anderson, nel 1943 si è arruolato nella Gestapo. Ha comandato personalmente 18 esecuzioni. È responsabile della deportazione di centinaia di ebrei. Ha fatto fucilare i renitenti alla leva. Ha pianificato la deportazione a Mauthausen degli operai. Ha presenziato e diretto le torture alla casa degli studenti. Smettila, Umberto, ora non serve. Non ha niente addosso. Questo cos'è? Un ricordino dei nazisti? Vedi. Ora prendi il cordone dalla giacca e legagli le mani dietro la schiena. Fatto, comandante. Umberto, portalo via. Stia zitta e ferma per almeno mezz'ora, capito? Se la sento gridare, giuro che l'ammazzo. Poi torno qui e sparo a lei e al bambino, è chiaro? Forza, muoviamoci. Umberto, c'è una cosa che non mi è piaciuta. Quello schiaffo alla moglie di Anderson. Ah no? No. È che c'era il bambino, non sono come loro io. Non rubo le fedi ai morti. Ma neanche io, Franco. Sono molto peggio. E un'altra cosa non mi è piaciuta. Non è stato un regolamento di conti. Abbiamo fatto solo giustizia. Va bene qui. Sì, va bene. Per il motore acceso. Potete slegarmi le mani? Sono credente. Vorrei farmi il segno della croce. Si è bagnato tutto, comandante. Prenderai un raffreddore. Cosa c'è? Ma porca puttana porca. Che è stato una merda pestato. Scusa Enrico, accosti perché Umberto scende, torna a casa a piedi. Franco, vedi di andartene a fanculo, Io! Che fai? Ci sono due luci, le vedete?
Sono 2 carabinieri in bicicletta. Merda. Che ci vengono a fare qua? Vengono per noi. Qualcuno ci ha visti e l'ha chiamati. E adesso? Sì, adesso cosa facciamo? Se fanno 100 metri, trovano quel porco. Umberto, che cosa vuoi fare? Sono carabinieri. Allora? Questo rottame non è un mitra, è un ferro da stiro. Comunque è fatta, possiamo andare. Oh, grazie per l'aiuto, compagni. Beh, che aspetti andare, vai. Allora montagli su! Andiamoci di qui. Vai! Allora ci vediamo domani sera. Alle 10, comandante. Ciao. Ciao. Posso sedermi? Ciao. Giulio. Allora? Certo, siediti pure. Ehi. Oh, scusami, ero incantata a guardarti. Mi sei bagnato. Dove sei stata oggi? Al pensione non c'eri? Sono stata in giro a fare spese. Hai visto il vestito, il nuovo? Sì, l'ho visto. Ti sta bene? Davvero? Non è un po' troppo serio? No. No, ma che serio? Sei bella. Grazie. Bevi qualcosa? No, ho già preso 2 martini, poi mi gira la testa. Va bene, ho capito. Ti dispiacerebbe guardarmi in faccia, per favore, scusa? Grazie. Ho pensato che potevamo mangiare insieme, c'è un bel ristorante qui vicino. Tu non hai cenato, no? No, non ho cenato, ma non posso venire. Aspetto delle persone. Scusami, E non puoi rimandare. importante per me. Ci vediamo domani. Davvero mi dispiace. No, niente bacini sulle guance con me. Vai. Gli alleati ti aspettano.
Piano! Ehi, Giulio. Bava, che ci fai da queste parti? Guarda, mi sono fatto male. Ma no, non è niente. Vai a casa dalla mamma, eh? Ti devo parlare. Era così urgente da arrivare fino qui? Sì. Facciamo 2 passi, eh? Ti credo che sarà un discorso un po' lungo. Guarda che se è per quella storia che mi ha chiesto l'altra volta, non ci sono novità. Non ti preoccupare, le abbiamo noi le novità. 3 uomini hanno prelevato Anderson, il nazista, ieri sera in casa sua. Era tornato a Genova quel gran porco. Spero sia stata la polizia perché era ricercato, no? Allora, questi qua lo portano al cimitero di Staglieno e lì lo fanno fuori. Solo che al ritorno incontrano una ronda di carabinieri in bicicletta e pensano bene di fare fuori anche loro. Mi segui fin qua? Sì, ti seguo, ti seguo. Allora continuo. Continua. Questa notte i carabinieri, grazie alla denuncia della moglie di Anderson, hanno ricostruito tutto, o quasi tutto. Hanno già parlato con alcuni dirigenti del CLN e anche con qualche compagno del partito. Beh, ancora un paio di giorni di indagini formali, poi ci sarà una retata. E decine di compagni che non c'entrano niente finiranno in galera. Eh? Noi abbiamo deciso di collaborare, ci siamo fatti dare la descrizione. Vuoi sapere le conclusioni? Dai, dimmele. 2 di quei 3 eravate tu e quel capurro. Giulio, stammi a sentire. Vi cercheranno negli archivi dell'opera della polizia tedesca. Tengono ancora, eh? Che ti credevi? Cercheranno. Ma ne troveranno uno solo, te, che sei l'unico schedato dai fascisti. Umberto lo conosciamo soltanto noi, e l'altro lo conosci solo tu. Certo che tu hai una bella fantasia, Bava? Ti prenderanno, Giulio. Ti prendono. E questi non è che ti ammazzano. Questi ti sbattono in una cella di isolamento per almeno 10 anni. E chissà quanti ne dovrai fare dentro prima di morire, perché ti danno l'ergastolo, Giulio. E non salverai Umberto, no? Perché quello glielo consegno io, quel disgraziato, a costo di portarglielo già morto. E non siamo dei delatori noi, siamo dei compagni antifascisti. Con la testa sulle spalle voi siete dei pazzi, dei provocatori. Sta fermo, Giulio, non fare altre cazzate! Abbiamo pensato anche alle soluzioni. Bava, togli quella mano dalla tasca. Senti, fino ad un certo punto la magistratura e i carabinieri sono disposti a trattare con noi perché sanno benissimo che queste cose sfuggono al nostro controllo. Povero Bava. Povero scemo. Si rivolgono a voi proprio perché sanno che avete ancora un certo controllo sulle cose. Altrimenti vi dimenticherebbero come un ombrello. Vabbè, comunque tu c'entri fino a un certo punto, ma gli altri no. Senti, Giulio, vienimi incontro. C'ha una testa, falla ragionare. Fammi qualche proposta sensata. Ma cosa vuoi che ti dica, eh? Non dirmi nulla, eh? È l'una. Passo da te alle 7. Poi mi dirai, hai tutto il pomeriggio. D'accordo? Chi è? Sono Evelina, disturbo. Vieni, entra. Ti ho sentito rientrare. Ah, sì? Che ore sono? Le 2:15, mi pare. Hai già mangiato? No. Beh, pensavo che potevamo mangiare insieme. Non credo che mangerò oggi. Va bene, ho capito. Ma dove vai? Non so, forse sei ancora arrabbiato per ieri sera. No. Anzi, sono contento che sei venuto. Siediti pure. Ma che cos'hai in mano? Ah. È un ricordo di guerra. Quanti libri? Beh, tu leggi molto, eh? Sì, abbastanza.
Cosa pensi? Cosa? Non so, mi sembri strano, non mi parli. Hai ragione. Ti piace lo champagne? Sì, sì, molto. Guarda, lì fuori dalla finestra c'è una bottiglia, prendila. Sì. È proprio champagne vero. Vieni qui. Mamma mia, non mi riesci a bere così. Male, anzi malissimo. Devi imparare, guarda. Se ti dà fastidio la camicia bagnata puoi togliertela. Comunque era già macchiata, era. È vero che fai il maestro? Me l'ha detto la padrona. Sì, è vero. Beh, sono uno strano maestro. Potevi essere stato mio maestro. Ci pensi? È come era a 10 anni. Invisibile. Scusami. Aspetto un amico. Questa sera sei occupata? Sì, mi dispiace. E domani?
sei in camera, passo io, come oggi, va bene? No, guarda, di questo per il pensiero parliamo dopo, non c'è da fare, va bene? La Madonna. Fai sempre cagare addosso, di notte e di giorno, non me lo fai apposta. Che c'è, Giulio? Che vuol dire questo? Non la toccare. C'è il colpo in canna. Hai visto il giornale? No, perché? Guarda. Siamo stati noi. Bravi. Tu i carabinieri. Quest'altro chi è? Anderson. Ma quando avete ricominciato? Da poco. E perché mi avete tenuto fuori? E cosa ti chiamavo a fare, eh? Nicola, abbiamo la stessa età io e te. E sai cosa mi resta ora? Un ergastolo. Almeno tu sei riuscito. Stai calmo, Giulio. Nicola, io ho paura. Non sono peggiori dei tedeschi questi qua. Sì, ma i tedeschi non mi hanno mai arrestato. Se no chissà cosa avrei fatto. Magari avrei potuto tradirvi. Puoi ancora scappare. Scappare? E dove scappo? Ora non c'è più una guerra. Io non sono un grande capo. Sono un piccolo soldato, un tecnico. E ora sono un bandito comune, un gangster. Il partito non mi aiuta. Io non ce la faccio più, Nicola! Ti posso dare dei soldi io. Conosciamo, insomma, dei compagni, non so, Umberto. Umberto, quella merda! È venuto a prendermi nella mia camera come se avessi avuto un debito con lui. Mi si è ributtato dentro lui. Ma io non potevo dirgli di no. Per Anderson. Era lui che organizzava tutto? Sì. I carabinieri li ha uccisi lui. Io ho sparato soltanto ad Anderson. Giulio, io non t'ho mai visto così. Nicola, ti ricordi quella ragazza che hai curato alla pensione? Sì, allora? È lei. È lei quella parte di vita che mi mancava. Nicola, io ho imparato a sparare, a scappare prima di fare l'amore. Era Guadalara prima di essere andato a letto con una donna. Io non la voglio perdere, capisci? Io non me la voglio ricordare per 30 anni chiusi in una galera. Poi Anderson. Non c'era un progetto dietro. È stata soltanto una vendetta. No, Giulio. Avete solo fatto giustizia. Oltre la mamma e la vecchia Concetta, sorella di mamma o papà, ho una cugina graziosa maschietta che quasi impazzire mi fa. Conosci mia cugina, che è tipo originale, moderna, sai carina, non puoi trovarle uguale. Le balle lunghi, conosco un po' l'inglese, ciao Umberto. Ciao Enrico. Se l'incontri la mattina sul tramvai, lei ti grida e lo goodbye. Almeno chiuditi la giacca, no? Perché? Se te la porti dietro, almeno tienila chiusa. C'ho caldo, c'ho. Senti, dammela che la metto in macchina. Oh, è lei addosso! Vattene via! Beh, che c'è da guardare? Continuate a giocare! Non è successo niente. Perché devo parlare con te e non con un dirigente più importante? Perché a questo punto nessun dirigente si sporca più le mani con te. Più che giusto. Allora spalanca le orecchie. I morti dell'altra sera sono un fatto di guerra, legato alla guerra, no?
E se si fosse trattato di criminalità comune, invece? Che so? Qualcosa legato alla borsa nera, per esempio. Le cose cambierebbero, eh? Rispondi! Certo, sarebbe completamente diverso. Già. Meno scomodo e più pulito, eh? Ma che cosa volete da me? In nome dei miei compagni, eh? In cambio di una riduzione della pena, questo volete? Ma io faccio di più. Io vi consegno i colpevoli, sì. Ve li consegno come banditi. Ma anch'io voglio di più. Voglio che il mio nome non compaia nemmeno in questa storia. Capito? Allora, Bava, che ne pensi? Non so se si può fare. Certo che si può fare, dipende da voi, no? No, dipende dai carabinieri. Ma sì, dai carabinieri, ma se voi mi appoggiate, però, scusa. Questo si può fare. Bene. Allora, accompagnami dai carabinieri. Un momento, io non ho capito. Come fai a far passare Umberto e gli altri per delinquenti comuni? Beh, Bava, tu non puoi capire tutto, eh? Accompagnami, per favore. Non occorre andare da loro. Sono qui sotto. Che cosa? Carogna, mi avevi già tradito! Oh! Smettila di insultare, capito? Se qui sei la carogna, sei solo tu! E smettila, se no io ti ammazzo con le mie mani subito! Noi siamo d'accordo, Bava, eh? Io lavoravo per voi. Tenente Proietti e il signor Barbieri. Conosco già il signor Barbieri. Di fama. Bene, cominciamo. Io sono venuto qui per ascoltarla. Un momento, tenente. Io sono qui per offrire la mia completa collaborazione, ma non disinteressata. Comincia a capire? No, non molto bene. Può darsi comunque che la sua collaborazione non interessi l'arma. L'arma farà molto meglio ad accettarla, la mia collaborazione. Lei non mi sembra nelle condizioni di poter usare questo tono. Lei sa che potrei arrestarla immediatamente. E allora perché non mi arresta? Lo faccia. Si ritroverà con un bel casino tra le mani. Quante cose dovrà spiegare ai suoi superiori, alla stampa e alle forze politiche, perché no? Innanzitutto sarà dura spiegare come mai un condannato a morte per crimini di guerra se ne stava tranquillamente a casa con moglie e figlio. Qui non siamo a Roma, sa? Siamo liberi soltanto da 6 mesi e certe ferite bruciano ancora. Bisogna lasciarle rimarginare e non girarci dentro il coltello. Ma se lei avesse la pazienza di starmi ad ascoltare, io le spiegherei come posso consegnarle i colpevoli, quelli veri. Ecco i nomi e gli indirizzi. Chi altro è al corrente? Già gliel'ho detto, non c'è nessun altro. Allora si decide a darmi il nome dell'autista. Ma come devo spiegarglielo? Non l'avevo mai visto. Non lo conosco. Va bene. Tu hai dei parenti fuori città? Ci sono mia nonna e mio nonno che stanno nell'entroterra, perché? Forse faresti meglio di andarli a trovare, sai? Ma perché, scusa? Perché? Vi ho mai fatto fare qualcosa di sbagliato io, eh? Scusa, Giulio, domani abbiamo appuntamento al deposito. E poi cosa dico a mio padre? Chi l'aiuta in tipografia? Senti, non farla così difficile, eh? Franco e Umberto li avverto io domani. Dammi retta. Parti stasera. E non fare quella faccia. È solo per prudenza. Giulio.
C'è qualcosa che mi lascia perplesso. Solo 2 fanatici per combinare tutto questo. 2? Sì, e un terzo che lei dice neppure di conoscere. Lei capisce che non esiste. Come dice, scusi, non esiste che? Mi sembra improbabile che 2 persone si siano messe a fare la guerra da sole e che nel frattempo si occupassero anche di un giro di borsa nera. Guardi, sono 2 giorni che cerco di spiegarle com'è andata. Se non mi crede si decida e mi arresti. È che a questo punto a me conviene crederle. Vabbè, accompagnatelo in pensione e fatelo riposare un paio d'ore. Questa parte, lì c'è il divano, si accomodino. Se vogliono un liquorino, lì c'è la bottiglia con i bicchieri. Mi scusi, signor Giulio, posso chiederle che cosa sta succedendo? In che senso? Insomma, ieri quel graduato dei carabinieri e quel suo amico, ed erano tutti in divisa e coi mitra. Sì, ma come avrà notato non mi hanno arrestato. Insomma, le mie pensionanti si preoccupano, capisce? I carabinieri. Le prometto che per l'ultimo giorno, poi non le darò più fastidio. Senta, la signorina Alberti è già uscita? Eh sì, la signorina è già uscita. E anche per questa storia, signor Giulio, non è che io non comprenda le esigenze di un uomo solo. Va bene, signora, ho capito, mi scusi, ma oggi sono completamente distrutto. Un'altra cosa, signor Giulio, mi scusi. No, non la scuso. Ne parliamo domani, va bene? Domani può essere troppo tardi. Domani! Lei è armato, signor Barbieri? No. Meglio così. Andiamo. Carabinieri, venga con noi. Che faccio? Venga con noi. Guardi, che Venga, sono un medico, dovrei... Venga. C'ho una visita... Venga. Ma forse devo andare a fare una...
Venga, signor Barbieri, mi segua, di qua. Allora, ci siamo. Già. È venuto in mente il nome dell'autista? No, niente. Niente è un po' poco, sa? Va bene, ne riparleremo. Sono arrivati? No, signor Tenente. Cazzo fanno i suoi, eh? Li faccia nascondere, per Dio! Eccoli. Beh, allora che aspetta? Si muova. Glielo dico io quando è il momento di muoversi. E quello chi è? È l'autista. È contento? Enrico! Umberto, cazzo, via! I carabinieri, via! Era l'ultimo? Hai visto? Cosa vuoi, Bava? È andato tutto a posto, no? Sì, sì, tutto a posto. La tessera nel cassetto. C'è un po' di soldi, il biglietto per il treno e un paio di indirizzi. Te ne devi andare. Parti stasera, Giulio.
Giulio? Giulio? Giulio, cos'è? Stai bene? Sì, certo. Ti ho chiamato 2 volte e non mi hai risposto. Sembravi tormentato. È vero. Un altro vestito nuovo, anche questo. Ti sta molto bene. Grazie. Prati qualcosa? No, no. Ho già fatto colazione. Ti ho cercato in camera e la padrona mi ha detto che eri qui. Giulio, io sono venuta a salutarti. Perché parto, vado io. Parti? Quando torni? Non torno. Vado a Roma e poi a Napoli. E cos'è tutta questa fretta? C'è un ufficiale che... un americano, lo trasferiscono a Napoli. Parte oggi e mi ha chiesto di andare con lui. È un peccato. Se fossi rimasta ancora un po', avresti potuto veramente andare dal mio amico. Il medico, voglio dire. Magari guarivi. Guarire da cosa? Dalla miseria. Quella è la mia malattia cronica e io non ne ho altre. E questo americano ti sposa? No. Ma per un po' mi tiene con lui, poi si vedrà. Quando parti? Tra poco mi vengono a prendere. Allora vai. Fai tardi. Buon viaggio, Evelina. Buona fortuna. Cosa dovrei dire? Giulio, puoi levarti gli occhiali? Perché? Non serve. Vai ora. Vai.